Quella di sabato 16 novembre è una data speciale per il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia che spegnerà 70 candeline e lo farà a Gemona del Friuli con un convegno speciale in cui ricordare il passato e proiettarsi al futuro. Noi continuiamo sul solco di quello che ci hanno insegnato i nostri veterani, i nostri predecessori. È una storia che parte da lontano, ben prima del 1954, e che parte, motivo di orgoglio per noi, proprio in Friuli, perché tra i fondatori del soccorso alpino a livello nazionale c'è il compianto Cirillo Floranini, che nell'anno in cui è stato conquistato il K2, lui ne faceva parte, ha iniziato a organizzare le prime squadre nella zona di Cava del Predil. Abbiamo chiesto e proposto alla direzione nazionale di organizzare questo momento, per cui sarà un evento di rilevanza nazionale con ospiti molto importanti, che però metterà al centro di tutto la persona, l'uomo. Quindi è un momento di riflessione per tutti, nel quale i soccorritori saranno i veri protagonisti e soprattutto tutti i nostri vecchi soccorritori che hanno deciso di onorarci della loro presenza. Una regione eterogenea che chiama una grande mole di interventi con i numeri che sono esemplificativi di un grande impegno quotidiano. Sì, qui in Friuli abbiamo 10 stazioni alpine che intervengono prevalentemente nella zona montana e 2 stazioni speleologiche che vanno sempre ricordate perché in Friuli abbiamo tra gli speleo più forti in Italia, fra i pochi che operano a profondità molto elevate. Varie sono le specialità, vari gli ambiti di intervento per coprire le numerose esigenze che ormai al giorno d'oggi ci sono. Gli interventi sono circa 400-450 ogni anno e quindi diciamo che con i 360 tecnici riusciamo a garantire un servizio sempre efficiente.